Ben ritrovati dalla redazione. Un'altra settimana all'insegna del freddo si prepara a dare il benvenuto a tutta la regione, eccezion fatta per qualche goccia nel Triestino. Nei prossimi giorni il meteo rimarrà stabile, ben soleggiato sulle Alpi, mentre in pianura giungeranno un po' di nebbie e nubi basse sul Polesine verso la Venezia Giulia. La stabilità proseguirà anche dall'inizio di questa nuova settimana, una perturbazione è attesa tra il 17 e il 18 gennaio con ritorno di piogge nevicate fino a quote basse sui rilievi. Cambiamo argomento, il Friuli Venezia Giulia va verso l'Election Day, la regione attende di conoscere con esattezza la modalità scelta da Roma per l'apertura delle urne per le europee, ma l'orientamento della giunta Fedriga è accorpare sabato 8 e domenica 9 giugno la consultazione per il rinnovo del Parlamento di Strasburgo con quella che vedrà andare al voto i residenti dei 113 piccoli comuni chiamati a designare i propri sindaci. La conferma della volontà di una tornata unica arriva direttamente dall'assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti. Un election day sarebbe decisamente la cosa migliore. Non bisogna mai basare i sistemi elettorali sulle opportunità del momento, ma capire qual è il sistema che può garantire maggiormente i cittadini. Il limite di mandati per sindaci e governatori è alquanto singolare, sono le uniche cariche elette direttamente dai cittadini e sono anche le uniche che hanno un tetto prestabilito. Così, intervistato dalla Stampa, il governatore leghista del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, che aggiunge: non vedo ostacoli perché in Parlamento si trovino i numeri per approvare il terzo mandato, e sulle tensioni per le candidature alle regionali afferma: mi auguro che si possa uscire in modo unitario. Il valore aggiunto del centrodestra è sempre stato quello di riuscire a trovare una sintesi. Quando in passato non ci siamo riusciti abbiamo penalizzato gli elettori. Ci sono persone anziane e disabili che non possono uscire di casa perché da prima di Natale l'ascensore non funziona. Abbiamo inviato segnalazioni, chiamato l'assistenza e perfino una PEC all'Ater il 9 gennaio. Non sappiamo più come fare. È un vero e proprio grido di aiuto quello lanciato da 14 famiglie residenti nel condominio Ater di via Alpi Giulie 8-9 nel rione di Altura, e di disagio è rappresentato da un ascensore che non va né giù né su ai box da quasi un mese a causa di un pezzo di ricambio da sostituire. Tra la trentina di condomini ci sono persone anziane, mamme con figlie disabili, più in generale residenti impossibilitati a condurre una vita normale. A tutto ciò va aggiunto, per dovere di cronaca e come sostenuto dagli stessi inquilini, il fatto che l'ascensore in questione fa le bizze da circa 2 anni. Andiamo con le previsioni meteorologiche per questa giornata. Sui monti cielo in genere poco nuvoloso, per velature possibili locali nubi basse. Sulle zone occidentali di pianura e costa cielo poco nuvoloso variabile, su quelle orientali da nuvoloso coperto con foschie. Sul Carso possibile qualche pioviggine o debole pioggia, zero termico sui 1200 metri circa. Temperature minime in pianura fra -2 e +3, sulla costa fra 3 e 5 gradi, le massime ovunque fra 6 e 8 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. È tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.